Ecco, adesso faremo questa conferenza stampa, come che abbiamo preannunciato e come già facciamo ogni anno. Ricordiamo a tutti i presenti che Longarone è stato scelto dal Veneto Serenissimo Governo come capitale, la nostra capitale, perché è una città martire per colpa dell'occupato italiano che per sfruttare il nostro territorio da caduta per l'Imane si augura che tutti quanti gli altri abbiano una memoria, e non solo una memoria, perché si identifica anche nei carni oltre che nella memoria. E ora niente, adesso cominciamo con la Flavia Perazzi che darà la lettura della dichiarazione dei principi. Dichiarazione di principio. Il Veneto è la terra in cui si è formata l'identità spirituale, politica e religiosa del popolo veneto. Qui ha vissuto una vita indipendente, qui ha creato valori culturali con portata nazionale, qui il sangue del popolo veneto è servito alla difesa della civiltà cristiana. Dopo essere stato illegalmente occupato e disperso nel mondo, il popolo veneto non cessò mai di pregare, lottare, sperare per il ritorno al nostro diritto di vivere come esseri umani, liberi nella terra dei nostri padri, che sarà dei nostri figli. Spinti da questo attaccamento storico e ancestrale, i veneti difenderanno il loro diritto all'autodeterminazione e al libero arbitrio. Costruiremo villaggi e città autogestite. Creeremo una comunità in crescita che controllerà la propria economia e la propria cultura, amante della pace e in grado di difendersi. Il popolo veneto lotterà per la propria felicità, portando i vantaggi del progresso tra gli abitanti. Dispone con effetto immediato che il Veneto Serenissimo Governo, fino a quando sarà regolarmente ristabilita l'autorità dello Stato, secondo quanto previsto dalla Veneta Costituzione Provvisoria, opererà come governo provvisorio della Veneta Serenissima Repubblica. Il Veneto Serenissimo Governo fa appello alle Nazioni Unite affinché assistano il popolo veneto nella ricostruzione del proprio Stato e accolgano la Veneta Serenissima Repubblica nella famiglia delle nazioni. Il Veneto Serenissimo Governo tende una mano di pace e buon vicinato a tutti gli stati vicini e ai loro popoli e fa appello affinché stabiliscano legami di collaborazione e di aiuto reciproco con il popolo veneto. Fa inoltre appello a tutti i veneti della diaspora affinché si stringano attorno alla loro patria e sostengano gli sforzi di costruzione della Veneta Serenissima Repubblica. Il Veneto Serenissimo Governo confida nell'aiuto dell'Onnipotente e chiede a San Marco e al Beato Marco d'Ariano di guidare le nostre menti e le nostre azioni. Adesso diamo la parola a Luca Peroni, che è il Presidente del Veneto Serenissimo Governo e coordinatore dei territori liberi del Veneto.